Non è chi vince, chi perde. Allora, accennavo al discorso, tra l'altro il biologico è un altro aspetto che solletica le persone, che attira, lei parlava anche una collaborazione con i consumatori, tra produttori e consumatori. Nella zona delle colline invece del Parco dei Colli Ugani si è partito con il biologico. Si è partito proprio con un progetto Già da molto tempo, poi si è raffinato e ha raggiunto per dei distinguere livelli. un territorio e le capacità anche dell'imprenditoria agricola di fare un qualcosa di diverso. Mi riferisco al biodistretto. Cos'è il biodistretto? È un'area in cui, con riferimento anche a una carta del bio, con delle regole ben precise, viene prodotto e coltivato determinate produzioni agricole da utilizzare o direttamente o indirettamente dal consumatore, ma che però rispettano un disciplinare e quindi hanno un'identità ben chiara e trasparente in cui la proposta nel mercato è di un prodotto che si distingue rispetto agli altri. Quindi anche il rispetto delle regole, soprattutto nel nostro settore, credo che sia l'arma vincente per dialogare con il consumatore finale e trovare il binomio corretto per una gestione corretta dell'imprenditore agricolo e quindi dandogli un reddito e soddisfare le esigenze del consumatore. Per informazione, il biologico nell'ambito vitivinicolo ma anche in altri ambiti, perché piace molto al consumatore questo, ma piace anche a chi coltiva, ai giovani soprattutto che sono avvicinati all'agricoltura o che vogliono trasformare l'attività. Che cosa vuol dire? Ci sono dei protocolli rigidi, è controllato, è veramente una garanzia? Dopo ci sono state polemiche un po' in generale che l'hanno un po' denigrato, no? E invece però resta sempre in auge, a livello regionale o nazionale? Il biologico è un'opportunità che il consumatore chiede sempre di più, perché l'esigenza oggi del consumatore barra cittadino è quella di avere una maggior sostenibilità ambientale, un rispetto e una qualità di prodotto, salubrità anche. Chiaro. Biologico è un'attività che viene normata da disciplinari ben definiti, tra i quali, voglio dire, il disciplinare italiano del biologico italiano è un disciplinare molto più stringente rispetto ai disciplinari che ci sono nella comunità europea, tant'è che a livello europeo è passato una normativa un po' più a maglia larga rispetto alla nostra, quindi io mi sento di dire che il biologico italiano è un biologico d'élite, di qualità e corrisponde quasi sempre a quelli che sono i dettami del disciplinare stesso. Ci sono poi coloro che barano, no? In qualsiasi settore c'è chi si inserisce all'interno di un sistema d'élite all'avanguardia, perché i nostri biologici, anche le nostre aziende che abbiamo in CIE Agricoltori Italiani, fanno dei biologici che sono veramente di qualità, perché attuano una questione di lavorazione meccanica, rispettano i disciplinari rispetto all'utilizzo delle sostanze permesse. Spesso troviamo dei biologici esteri che non vengono controllati o che rispondono a norme molto più a maglia larga, ma più nella fase, diciamo, di trasformazione, che vanno ad inquinare quelle che sono le realtà di eccellenza nostra. Sì, usiamo maglia larga per usare un termine così benevolo. Quindi ci si può fidare più di quello locale, cioè nazionale, insomma. Allora, noi dobbiamo pensare che il Made in Italy in generale è il fiore all'occhiello mondiale per quanto riguarda la produzione agricola, agroalimentare in termini di sanità, salubrità, controllo delle merci. Chiaro che questo non vuol dire che all'estero facciano le cose per andare ad avvelenare i loro cittadini, però noi ci siamo imposti delle regole ferree. Spesso questo ci comporta ad essere penalizzati sui mercati perché le regole ferree stesse che noi ci siamo imposti sono quelle che poi ci aumentano i costi e quindi il nostro prodotto rispetto a un prodotto dove magari alcune regole sono state osservate in maniera più leggera costa meno rispetto al nostro prodotto che invece sul mercato ha una valenza di un certo tipo e quindi questa è la concorrenza che poi ci porta a scricchiolare, no, anche nel sistema del biologico. Noi dobbiamo, secondo me, come associazione tutelare questo
dire anche ai nostri governanti regionali piuttosto che istituzionali che va creato un disciplinare stringente, vanno create delle regole ferree che già ci sono, applicate affinché noi possiamo tutelare questa non più nicchia, perché si parlava di nicchia in tempi scorsi, oggi diventa un vero e proprio settore. Questo è importante. Torniamo un po' all'area dei Colli Euganei, all'area del Padovano. Quali altre peculiarità ci sono? Beh, il vitivinicolo ha investito parecchio in questi ultimi... Tanto vino in Veneto. 4.500 ettari mi sembra orientativo coltivati a viticolo in un territorio che talvolta è difficile quanto la montagna. Pensiamo solo che è considerato colli perché è sotto i 600 metri, 601 metri il Monte Venda, ma con molta difficoltà l'agricoltore riesce a gestire un territorio di questo tipo, quindi deve essere preservato, deve essere coccolato e data la possibilità di continuare a fare imprese in un territorio di questo tipo. Ma non si snatura un'area perché che comunque è un parco, quella che è un po' l'obiezione che ci è stata fatta da diversi telespettatori quando noi parliamo della zona del Parco Colli, cioè dando spazio all'agricoltura si viene meno la connotazione di parco, diverso dall'area dell'UNESCO, dei vitini, che non era niente. Però viene curato un territorio, quindi viene preservato, viene reso anche appetibile dal punto di vista turistico, perché un bosco può essere attrattivo, però capiamo bene che la gestione anche in questo caso di fauna selvatica o di insetti particolari tipo cavallette o androsofila dorata che possono essere dannosi per chi produce in agricoltura, sicuramente una superficie coltivata e ben gestita è anche un'immagine di un territorio. Pensando alla valorizzazione delle colline come UNESCO, noi qui nella nostra provincia possiamo anche valorizzare tante altre cose culturali, cioè importantissime, collegandole magari sempre al valore importante del primario in un territorio come quello dei colli. Assolutamente. Collegato un po' a questo sono le opportunità che poi ne nascono, no? Perché se hai un prodotto di qualità, anche di nicchia, eccetera, lo puoi esportare. E quindi esportazioni anche importanti che nella zona delle colline del Prosecco hanno dato dei segnali molto significativi in termini numerici. Dopo vedremo anche la zona dei Colli Euganei. Qual è il problema nelle esportazioni e come si preannuncia questa stagione? Il problema nelle esportazioni è quello che oggi stiamo vivendo anche a livello, l'abbiamo visto sia con Brexit in Europa, ma con tutta la questione anche di queste diatribe che avvengono molte volte al di fuori di quelli che sono i contesti produttivi stessi, ma che dipendono da elementi endogeni, come ad esempio i dazi americani, che riguardano ad esempio una questione su Boeing e Airbus nella produzione di aerei, quindi in una contestazione ormai atavica tra Europa e America, e quindi la propensione a mettere dazi su quelli che sono i prodotti agricoli. È chiaro che per il Veneto, che è la prima regione d'Italia a livello produttivo, particolarmente per la zona collinare pedemontana del Prosecco e della Valdobbiadene, dove noi abbiamo un mercato importante, perché parliamo di un volume di affari importante. Do un dato che così il volume d'affari estero che noi abbiamo sull'Expo vale per il Veneto 440 milioni di euro. 4 miliardi è quello sul livello nazionale, quindi lei capisce che diventa un problema se da domani mattina uno stakeholder nostro comincia ad imporre un dazio e mette in difficoltà un sistema produttivo, un sistema che è tarato su volumi importanti. Questa è la preoccupazione che abbiamo anche noi come Quindi sussiste la CIA. preoccupazione dazi anche per voi della Sì, sussiste, e noi crediamo che comunque il dazio non porti a niente, perché il dazio poi porta a dazio. Allora in un sistema interconnesso, in un sistema di scambio, cioè, abbiamo voluto arrivare alla globalizzazione, quindi al libero mercato, per poi andare a mettere i dazi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che molto probabilmente dobbiamo valorizzare quelli che sono gli accordi bilaterali, cioè sul modello, ripeto prima, del CETA, sul modello che è stato l'accordo con il Giappone. Ad esempio noi come CIA agricoltori italiani siamo molto perplessi per quanto riguarda il Mercosur, cioè l'accordo con i paesi sudamericani, i quali ad esempio
parlando, no, di rispetto di regole, producono in maniera molto non sostenibile, perché parliamo di sfruttamento della manodopera, parliamo di abbattimento di foreste, no? Quindi ci sono accordi che vanno posti, valutati, vanno studiati, vanno poste le clausole di reciprocità, ivi inserite le clausole di salvaguardia. Cito ad esempio il caso del riso. Nel momento in cui noi abbiamo percepito come sistema Europa che il riso che arrivava dalla Cambogia non era più una questione di solidarietà rispetto a dei paesi che ne avevano bisogno, ma diventava una speculazione di questi paesi nei nostri confronti, sono state poste le clausole salvaguardia, sono scattate le clausole salvaguardia e hanno praticamente tutelato quella che era la produzione risicola, che per noi italiani è una produzione importante, anche in Veneto, ricordiamo il Basso Veronese, ricordiamo la zona del Po, seppur comunque di un riso diverso, perché parliamo di un riso sicuramente non di Vialonenano, però voglio dire, è un esempio che ci dà la dimensione che se ci sono delle regole e le regole vengono rispettate, ci sono degli spazi per poter convivere in un mercato anche globale. Cosa ne dice Presidente? Condivido, i percorsi che abbiamo fatto sono sempre stati fatti in un'ottica di crescita e di tutela. Credo che però oggi anche la nostra politica nazionale si deve soffermare su certe induzioni che lo portano magari a vendere dei grandi marchi, a vendere delle identità territoriali per una questione economica, cioè solo di denaro. Penso che questo potrebbe essere il nostro punto che ci fa perdere quell'identità e quel valore intrinseco che abbiamo all'interno della nostra imprenditoria. Perché mi soffermo su questa riflessione? Ha ragione il Presidente a dire il libero scambio, ad affermare la tutela delle nostre produzioni, però quando noi andiamo a cedere le grandi nostre attività, i nostri grandi marchi a delle multinazionali che fanno speculazione e poi magari ci rubano il metodo, ci rubano il metodo operativo di come noi produciamo e tutti i nostri piccoli segreti che sono investimenti, che sono patrimonio quanto quello dell'UNESCO, io credo che su queste cose ci dobbiamo soffermare, perché noi come CIA difendiamo sì le grandi imprenditorie, però difendiamo anche la piccola e la media agricoltura, purché riusciamo a tenerla insieme, perché l'unione fa la forza e fa l'arma vincente per valorizzare e difendere un'economia che è quella, in questo caso, italiana. Assolutamente. Ecco, abbiamo parlato di vari aspetti positivi, ci sono poi delle problematiche naturalmente segnalate da diversi nostri telespettatori. Restano ancora attacchi al bestiame da parte di lupi in certe zone, resta la questione dopo dei cinghiali, adesso vedremo anche dove, e alcune persone sono preoccupate. Noi abbiamo ricevuto tra l'altro delle mail della zona del Bellunese, se non erro, dell'area del Bellunese, e non so se della zona del Veronese. Qual è la situazione attuale? La situazione è una situazione grave. Addirittura siamo grave, sì, perché, quindi non sono al lupo così, tanto per dire, no, un'esagerazione. Perché poi il lupo, diciamo, è, come posso dire, il cliché che viene preso come elemento unico, ma in realtà noi poi parliamo di cinghiali, parliamo di caprioli, parliamo di nutri, parliamo di cormorani, parliamo di una fauna selvatica. Anche caprioli? Sì. Perché all'interno dei vigneti logicamente razzolano. Ecco. Ma il tema non è spostarci sulla singola specie. Noi, come sanno o come sapranno i telespettatori, abbiamo tentato di proporre una modifica della legge 157, che è la legge che gestisce la fauna selvatica. Perché oggi noi paghiamo quello che è un concetto di protezione delle specie rispetto ad un concetto di gestione. Allora, se in tempi passati vi era la necessità di tutelare alcune specie perché erano a rischio di estinzione, si stavano estinguendo e tutto. Esatto. Oggi vi è la necessità di ragionare rispetto anche a quello che è il tipo del nostro territorio. Il nostro territorio è un territorio fortemente atropizzato. Non siamo nella foresta amazzonica, siamo in un contesto dove la fauna deve trovare quell'equilibrio di convivenza con la società in questo caso. Perché lo sbaglio che si sta facendo,
e le lettere che lei sta ricevendo non sono di agricoltori, perché ormai gli agricoltori si sono anche stancati. Allevatori sono allevatori, ma sono anche cittadini, perché se lei fa caso ci sono i cittadini che oggi si lamentano, lo vediamo anche sui telegiornali nazionali, che i cinghiali sono scesi a Tor Vergata. Ah, quello sì. Voglio dire, no, lo abbiamo anche in alcune zone del Veneto. C'è una fauna che oggi sta sfuggendo al controllo e quindi la necessità è quella che se siamo, come posso dire, se vogliamo affrontare l'argomento in maniera scientifica, in maniera anche proprio per essere pro ambientalismo, certo, sì, va affrontata con un concetto di gestione e quindi non demandata ad un'improvvisazione. Altrimenti il rischio è che oggi le conseguenze le pagano gli agricoltori, gli stessi agricoltori che hanno contribuito poi ad ottenere riconoscimento, faccio un esempio logicamente, no, dall'UNESCO, quindi che creano territorio, che preservano le nostre montagne, che se non ci saranno più allora avremo l'effetto contrario, ma domani il problema potrebbe essere di qualche famiglia, di qualche cittadino che si trova ad essere attaccato da un cinghiale e quindi in termini di sicurezza pubblica è un elemento che va posto. Quindi quando io dico che la situazione è grave in questi termini. Come Regione Veneto l'assessore regionale ha tentato di portare alla conferenza Stato-Regioni la nostra proposta, la nostra modifica di legge, perché dove lui parla di gestione, dove lui parla di demandazione di competenze, in realtà è ciò che noi abbiamo scritto nero su bianco sulla proposta che gli abbiamo consegnato a Venezia, ma c'è una refrattarietà, soprattutto anche da parte delle istituzioni nazionali, nel prendersi a cuore il problema, perché oggi credo, e credo di non sbagliarmi se ammetto questo, prendersi in mano una situazione del genere vuol dire crearsi in amicizia a livello di ambientalisti. Quindi è una questione un po' politica. Esatto, è una questione prettamente politica. Di due forze politiche che devono convivere. Però se noi guardiamo poi sui nostri vicini austriaci come gestiscono l'ambiente, lì parlano di gestione, non parlano più di protezione, ma di andare verso un sistema che gestisca anche la fauna. Perché problemi analoghi ce li hanno anche loro. Ma sicuramente boschi ne hanno più di noi, quindi però no, poi alcuni cittadini dicono ma l'Austria guarda come però là fanno le cose in determinate maniere. Chiarissimo. Torniamo dopo la pubblicità, vediamo quali sono invece le problematiche, giusto ricordarle, dell'area invece del Padovano, dei colli eccetera, se permangono, se è stato fatto qualcosa, si parlava di chiusini, insomma di interventi, del parco come si è strutturato, tra poco.